Gentili amici appassionati, consueto appuntamento a cura della Wii Sport SD col campionato allievi provinciali. A Garde Sport di Mili Marina si disputava l'11ª giornata che vedeva il Real Ritiro ospitare il Messina 2006, padroni di casa di mister De Francesco, che devono ancora recuperare la gara della 10ª giornata contro la Messana e si sono fermati a quota 15 punti in classifica, frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Cercano la terza affermazione tra le mura amiche. Ospite del Messina 2006 sono reduci alla sconfitta casalinga al centro sportivo Messina Sud per 0-3 contro lo Sporting Atene e inseguono a quota 10 punti in classifica con 3 vittorie, un pareggio e ben 5 sconfitte. Dando un'occhiata ai 22 che si sono affrontati in campo, troviamo per il Real Ritiro Tavilla, Micali, Di Pietro, Surace, Gemelli, Ruggeri, Paladino, Pugliafido, Calabro, Romeo e Bucalo. Risponde il Messina 2006 con Costantino, Galletta, Crisafulli, Cutroneo, Lavalle, Raffa, Muscolino, Sorbara, Mazzeo, Siracusa e Salice. Solito minuto di silenzio per onorare la scomparsa dell'ex CT Azeglio Vicini e poi si può partire col film della gara grazie all'ausilio dell'immagine a cura di Francesco Di Stefano. Attacca il Messina 2006 da sinistra verso destra, ma ci metterà appena 5 minuti il Real Ritiro a passare in vantaggio dal campo del calcio d'angolo. Infatti di Surace svetta più in alto di tutti Filippo Gemelli, lasciato colpevolmente solo sul secondo palo, e porta in vantaggio gli Aquilotti del presidente Tavillo e il numero 5 di mister De Francesco, e va ad abbracciare anche il proprio capitano Anton Giulio Leanza, assente per l'occasione, e dopo altri 7 minuti firmerà il gol del raddoppio. Contro il C, contro il V, stesso calcio d'angolo di Surace, stessa incornata vincente di Filippo Gemelli. Il classe 2002 del Real Ritiro ha già siglato una doppietta quando siamo al 12° minuto di gara. La risposta del Messina 2006 in questo destro di Gioele Muscolino, che non crea grattacapi a Tavilla, dovrà fare gli straordinari in seguito. L'estremo difensore del Real Ritiro sul tentativo dei ragazzi quest'oggi in casacca blu. Di lì a poco solo il duplice fischio e il direttore di gara a mandare le squadre a riposo. Decide fin qui la doppietta di Filippo Gemelli, siglata al 5° e al 12° minuto di gioco. Si torna in campo con il Real Ritiro che ora attaccherà a sinistra verso destra, viceversa il Messina 2006. Sono ancora i ragazzi in maglia bianca con inserti rosso-blu a creare subito un'azione importante con Calabro che scarta il diretto avversario, punta la porta, batte Costantino con un mancino tanto sgraziato quanto efficace al 41°. È già 3-0 per il Real Ritiro. La firma del classe 2001 Manuel Calabro. Passano i titoli di coda sulla gara. Praticamente di lì a poco il primo cambio per mister De Francesco, che manda Valveri in campo al posto di Romeo al 44° minuto di gioco, quando ha una buona occasione con Aristide Paladino che serve dentro un compagno. C'è l'ottima diagonale del terzino del Messina 2006 che per poco non sorprende il proprio portiere. Secondo cambio con Paladino che al 57° minuto di gioco lascia spazio a Giuseppe Simone Arena. A seguire anche Bruno che prende il posto di un infortunato Micali quando al Messina 2006 prova a sfruttare un rilancio errato di Tavilla. È fortunato nell'occasione il giovane portiere classe 2002 che viene graziato dal numero 10 Simone Siracusa. A seguire ingenuità del Messina 2006 che resterà anche in 10 uomini, complice l'espulsione di Giorgio Sorbara. A seguire Calascione al posto di Calabro al 73° minuto di gioco, quando c'è un lampo per il Messina 2006 col proprio numero 10 Simone Siracusa che riesce a entrare in area e con un destro potente battere Tavilla per il definitivo 3-1. Trova il gol della bandiera la formazione del Messina 2006. L'ultimo cambio vede regalare qualche scampolo di gara a Fabio Rigoli che prende il posto di Jonathan Bucolo. Di lì a poco solo il triplice fischio del direttore di gara. Il Real Ritiro si afferma al Garde Sport di Mili Marina per 3-1 grazie alla doppietta di Filippo Gemelli, al quale ha seguito la marcatura Emanuel Calabro. Gol della bandiera di Simone Siracusa per gli ospiti. Nella prossima uscita gli Aquilotti e il Real Ritiro ospiteranno il Gescal. Augurandosi allora una lieta visione a Claudio Costanzo, resta che ringraziarvi e dare appuntamento al prossimo servizio.